Dunque, dovevo fare una cosa ma non mi ricordo più cosa. Sono venuta qua per fare qualcosa ma non mi ricordo cosa. Il rumore è la motosega. Problemi di memoria. Ah sì, ecco. problemi di memoria seri. In pratica, vi appoggio one second. Sempre pieno di polvere, io non capisco. Tocca accendere la candela perché c'è una puzza di cacca. Adesso vado a vedere se hanno fatto la cacca. Ma Pippo l'aveva già fatta. Se c'è cacca è di Pepe di sicuro. Comunque queste Jewel Candle io ve le straconsiglio. Non ho codici sconto, non ho niente. È ancora quella che avevo comprato mi pare l'anno scorso o 2 anni fa. Non lo so. E questa la accendo quando c'è proprio puzza qua in casa che non si sta. E fa passare tutta la puzza e comunque profuma tantissimo, è buonissimo. Ho finito di mettere via legna oggi. Ho gli occhiali sporchissimi. Ho già lavato i piatti, ho fatto tutto. Beh, sono le 4:30 di pomeriggio, cioè. Per fortuna ho già lavato i piatti, li ho lavati prima, un'oretta fa, mica tanto tempo fa. Oggi dopo tanto, mentre sto registrando, è uscito un altro video, un vlog. Era un po' di tempo che non pubblicavo niente e finalmente oggi è uscito un vlog. Devo ancora andare a vedere se ci sono commenti, devo ancora guardare tutto perché appunto ho fatto cose di casa e quindi non ho avuto il tempo. Mi bevo un po' d'acqua, ho un po' di sole ma mi acceco, oh mamma mia! Che si riflette sul tavolino. Oh, non vedo più dall'occhio sinistro. Benissimo, già non ci vedo bene da quell'occhio, ma... Ah. Ok, allora, devo controllare la cacatoia. Vedere se c'è cacca. Sì, c'è sabbietta fuori, quindi vuol dire che ha fatto la cacca. Dove vi appoggio? Stop. Ecco, in realtà io non ho neanche ancora finito di mettere via la pappa dei gatti che è arrivata l'altro giorno. Ho proprio... non ho voglia di fare quel lavoro perché è un lavoro noioso e devo stare a mettere tutto preciso e io non c'ho voglia. Preciso perché sono io che voglio tutto preciso, non perché sia una regola. Dormirei qua in piedi, sapete? Dopo vi porto fuori a vedere il lavoro della legna. Adesso vi faccio vedere la legna che c'è in poggiolo, che in realtà è solo nelle borse. Sì, è solo qua nelle borse praticamente. E devo ancora buttare via tutte le fragole, le piante. Sono ancora tutte qua. Devo ancora fare questo lavoro qua di togliere i fiori, eccetera. Ma non ho voglia, il tappeto è ancora lì. Questo è l'ultimo sole, infatti arriva fino alla cucina e si sta per tramontare. Comunque è una giornata molto calda. Beh, qua in casa non è caldissimo come sapete, beh, sono quasi 19 gradi, ma fuori si sta molto bene. Pepe, io inizio a chiudere un po', va bene? Beh, io chiudo un po', posso? Stai là? Vieni dentro? Vieni, dai, vieni amore, bravo. Questo gatto parla esageratamente tanto. Va bene, allora dovrei mettere vado ad andare alla lavatrice. Sono sfinita, ma sapete cosa vuol dire? Che gli occhi che si chiudono dalla stanchezza. Mamma mia! Allora, qui ho pulito perché anche qua avevo fatto uno schifo di segatura. Purtroppo quando si mette via la legna è così. E tra l'altro dobbiamo ancora mettere la legna in poggiolo perché ci sono quelle borse, sì, però ogni anno sapete che mettiamo anche la legna lì, ma è ancora da tagliare quella. E intanto abbiamo qua non riempito, ma insomma non manca tanto. Abbiamo quasi riempito tutto qua fuori. E più dell'anno scorso di sicuro, perché l'anno scorso avevamo tipo una fila di legna e basta, ma neanche completa. E siamo andati avanti tutto l'inverno con il furgone carico di legna. L'anno scorso avevamo fatto così. E poi la legna in poggiolo, chiaramente, sì. Quello là è uno spione. Pepe! Pepe! Pepe? E la roba puzza di discarica, certo. Pepe? Wah! Wah wah? Ah! Wah
parla sempre. Ormai lo sapete che parla sempre. Non andare nel cestino. Già capito che devo buttare tutto quello che ce l'ha. Sì, sì, sì. Ok, cambio le immondizie. Perché ho già visto che deve andare a curiosare nel cestino. Cosa dovevi fare? Eh? Come? Ah, sei sicuro? Dove vai? Ma no, fuori no, 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 fuori non si... No, fuori non si va. No, no, amore mio, non ci va fuori, ti sporchi tutto. No, no, ti bello pulito, vieni. Vieni, dai che chiudiamo. Ecco, bravo. Facciamo la merenda? Ah, tu l'hai già fatta la merenda. Eh? No, adesso niente, siccome ho fatto quello che volevo fare, l'ho fatto. Lì c'è il fuoco che sta andando. Adesso riempio un po' di legna. E il fuoco l'ho fatto tardi perché non voleva prendere, la legna non andava bene. E allora l'ho fatto tardi, infatti è caldo qua davanti, ma il resto sopra è freddo. Sono un po' indietro col fuoco. Allora, avevo detto che vi avrei fatto vedere la legna. Ho un mal di testa allucinante, mi è scoppiato fuori adesso. Praticamente mi prende l'occhio e il naso. Questa parte qui. E da qua l'occhio e il naso. È una cosa allucinante. Fastidiosissimo. Comunque, mal di testa a parte, volevo farvi vedere la legna, ma adesso è buio. Cosa vedete? Niente. Vabbè, io ci provo. Praticamente qua in mezzo ho fatto 2 file e ho iniziato la terza, ma vabbè, non si vede quasi niente, ma ho iniziato la terza fila. Ecco, basta. Qua c'ho ancora i fiori. E c'ho ancora i fiori gialli, cioè va sotto zero, ma ho ancora i fiori. Sì, ormai sono andate, però qui c'ho ancora i gerani, che sì, sono ancora verdi. Stanno iniziando adesso a essere un po'... Ma questi non gli ho neanche più dato acqua, quindi la terra è secchissima, ma sono ancora verdi le foglie, boh. E niente, dai, andiamo. Franz è andato a lavarsi, c'è il bagno acceso. Qua si chiude. Ecco. E noi ci vediamo prossimamente. Sì. Prossimamente. Qua c'è Pepe. Cosa c'è? Cosa? Ah. È ora di cena? Ah, la papà? Sì, va bene, facciamo la papina. Ciao! Sabato, finito di lavorare. Pippo è già qua sotto. Ah, ciao! Sì, ok. Anche oggi è una bellissima giornata. Bella, bellissima. Se anche domani fosse così, sarebbe quasi quasi da andare a fare una camminata, perché ci sono i colori autunnali, vedete che sta iniziando il bosco a colorarsi. È ancora un po' indietro, non sono ancora tanto autunnali. Però sì, sta iniziando. Allora, mi piacerebbe andare a fare 2 passi, ma non so se ce la farò. Ieri sera ho avuto tanto mal di testa, ho avuto veramente, non sapevo più cosa fare, mi stavo preoccupando sinceramente perché non dovevo fare la doccia, non sono neanche riuscita a fare la doccia da quanto stavo male. Mi sono lavata a pezzi, a fatica, ma veramente stavo malissimo. Stato vaglia, come cavolo è messa? E vabbè, ho preso una tachipirina e basta, sono andata a letto miracolosamente abbastanza presto rispetto al solito e tipo, allora, 2. Guardate cosa mi sono comprata, gli asciugamani rosa. Potevo io non prendere gli asciugamani rosa. Ci sono questi, poi ci sono di un rosa un po' più scuro e poi quelli rosa chiaro, un po' più chiari della maglia. Devo ancora metterli via, sono ancora qua. Vabbè. Qua c'è la TV che va da sola, calcio, taglia 1, sì. E niente, quindi adesso, prima stavo pulendo, si è scaricata l'aspirapolvere. Mi ero dimenticata stamattina di metterla in carica, infatti non è durata tanto. Ho la roba da stendere, sono le lenzuola e il mio pigiama, perché avevo ancora le lenzuola dell'altro giorno da stendere, e da lavare, no da stendere, da lavare, e le ho messe stamattina a lavare e
Adesso sono arrivata a casa, era pronta la lavatrice, sì, era finita, pronta, sì, va bene. È il mal di testa perché adesso anche ce l'ho un po', ma non è come ieri è proprio fuori dal normale. E va bene, dai. Allora, lavorato, domani finalmente casa. Finalmente si dorme un po' di più. E devo ancora finire di mettere via la pappa dei gatti, dettagli. Questo pomeriggio cosa farò? Non ne ho la più pallida idea. Io vorrei stare bella tranquilla e relax, dedicarmi a me. Ma non lo so, sì, devo lavare i capelli, quindi quello sicuro lo faccio. E adesso accendo il fuoco perché è già l'1:20. E io ho finito a mezzogiorno e mezzo di lavorare, è già l'1:20. Io non capisco, non lavoro tanto distante. Vabbè, il tempo vola ormai, questo si è capito. Devo ancora dare la pappa ai gatti. Vabbè, io devo farmi da mangiare, Franz invece ce l'ha già pronto. Non so che cosa farò. Intanto ho anche delle carote lì da fare in padella ancora. Che ieri sera mi sono fatta carote in padella. Non so cosa mangiare. Cosa dici, Pepe? Pepe, 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 Pepe. Cosa dici? Ciao, Bu. Oh, la codina. Bubi. Pepe. Pepe. Le coccole alla scatola. Condominio, appartamento lì. Ciao, Pepe. Ecco, allora adesso io quasi quasi accenderei già il fuoco, che così poi stasera siamo tranquilli. C'è un uccellino. Dov'è? Dov'è andato? Eh? Dov'è Cipi? Dove? Niente, è andato via. Allora, oggi... Gatti pappa! Pipo, Pipo. Pepe no, perché Pepe ce l'ha su con gli uccellini. Quindi è ancora fuori. Cioè, sono più interessanti gli uccellini della pappa. Allora, qui abbiamo pollo con prosciutto di pollo. Pipo, pollo e prosciutto di pollo. Fatti vedere come sei bello ciccione grande gigante. Grande gigante ciccione. No, mammina, io non voglio stare in braccio. Mammina, non vuole? Terrore, terrore, oh mamma mia, terrore. Dai, Pippi, che stai ogni tanto. Ecco, si è rilassato un attimo. Pippo. No, mammina, io ho il terrore. Oh. Pippo. Madonna. Pelo che vola. Consideravo che, cioè, ottobre è volato. Sembro obesa con quella ripresa dal basso. Sul serio sembro obesa. Dal basso. Ecco, valutavo che così non sembro obesa. Veramente ottobre è quasi volato, perché oggi è il 23. E sì, siamo già a fine mese. La prossima settimana, con domenica prossima finisce il mese, 31, e poi chi lo sa. Boh, non so, è già novembre. Ho quasi deciso di lavare il tappeto, anche Pepe è molto geloso di questo tappeto perché infatti Pippo non si è avvicinato, non ha usato perché sa di panna e quindi non, sì, vi ho detto, non l'ho più lavato da quando lei ci aveva vomitato l'ultima volta. Mi pare fosse qua la macchia, mi pare che sia questa. E niente, quindi ha ancora il suo odore. Pepe, sai che dobbiamo lavarlo questo tappeto? Cioè, Pepe si passa il pomeriggio così. Pepe, cosa fai? Alfa, 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 Alfa. Cosa fai sul divano? Alfa. Virgola. Lila! Ciao Le! Ciao antichità.